Il Friulano è un vino su cui stiamo puntando molto, stiamo ampliando il numero dei vigneti perché commercialmente ci sta dando delle ottime soddisfazioni. Produciamo questa etichetta che si chiama Oppimio, che è partita come assemblaggio di Chardonnay e Tokai e che è stato modificato nell'ultima annata. Questo perché ci siamo accorti che il gusto dei consumatori si è modificato nel corso degli anni e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato un po' il sistema di allevamento dei vigneti di questo vigneto, anticipando la data di raccolta e cercando di tenere il vigneto fresco e vigoroso in modo tale da ottenere vini con un'acidità migliore, più facili da bere. Qui abbiamo portato il nostro Tokai friulano, si chiama Fiore di Campo, annata 2008, non è un Tokai friulano in purezza, infatti c'è un 85% di friulano, un 10% di Sauvignon e un 5% di Riesling. È un vino molto fresco, infatti viene dai vitigni giovani e fermenta e matura solamente in botti di acciaio inox, sui suoi residui fini, quindi molto più forte di sensazioni, molto più forte di sapori. È un vino molto interessante secondo me, molto beverino, molto carico di sensazioni e caratteristiche un po' differenti perché non è quello che ci si aspetta da un friulano di solito, è un po' più pieno, è un po' più rotondo. Noi oggi abbiamo presentato la Roncaia Friulano 2008, un grande vino, è un vino molto potente, elegante, a base 100% di Friulano, un vitigno che noi coltiviamo nella zona più a nord dei colli orientali del Friuli, nella frazione di Tarcento, a poca distanza dalla nostra cantina. Una produzione di 6.500 bottiglie di altissima qualità che appunto penso darà molta soddisfazione al mercato. Il friulano che produciamo a Torre Rosazza rispecchia necessariamente il luogo magnifico della zona attorno all'abbazia di Rosazzo, nel comune di Manzano. Il terreno lì è la Ponca, ci teniamo a produrre un vino che sia molto buono, molto equilibrato, che rispetti appunto il gusto che questa uva produce in questi vigneti. Il vino è un vino che così ai profumi ha queste note di fiori di campo, di nocciola. Il gusto è un gusto decisamente pieno, caldo, con questi lievissimi finali amarognoli che danno proprio una unicità a questo vino. Il Friulano, il nuovo nome secondo me è eccezionale. Abbiamo lottato per anni anche per difendere il Tokai, ma credo che il nome Friulano oggi diventerà un portabandiera per il Friuli. Parlando del mio Tokai vigneto storico, si chiama vigneto storico perché il vigneto ha 75 anni, è al vertice delle guide nazionali da parecchi anni, un prodotto che può accompagnare benissimo sia carni bianche che crostacei. Secondo me il Friulano può diventare il miglior bianco italiano. La grossa vittoria è quella di avere un nome che è legato alla nostra regione e che si identifica un prodotto che è sempre stato il portabandiera enologico del nostro Friuli. Il vino che ho presentato io oggi ha le caratteristiche di base tradizionali, deve essere un vino non troppo alcolico, delicato, morbido, un vino facile come aperitivo ma anche ottimo come accompagnamento di antipasti, di minestre, di pesce e di quant'altro, ma soprattutto un vino che si beve bene fra gli amici e fa apprezzare le persone che si è assieme in quel momento. Oggi ho presentato il vino Friulano 2008 Russi Superiore, è un vino al quale io assieme ai miei collaboratori cerchiamo di mantenere una certa acidità, quindi una certa sapidità, lunghezza ma anche larghezza, caratteristica che proviene dai nostri terreni del Colle, dalle nostre marle, dalle nostre arenari. Ronco delle Cime Friulano rappresenta il 19% della produzione della Venica e Venica, un vino che da sempre parla la lingua del nostro territorio, che riesce a trasmettere le emozioni della nostra terra. Il friulano ha delle caratteristiche di sapidità uniche, ha un'alcolicità limitata, ma proprio questa alcolicità moderata gli permette anche degli abbinamenti estremi. Va benissimo con un prosciutto dolce di San Daniele, ma va benissimo anche con una trota salmonata, quindi azzardiamo negli abbinamenti, ma soprattutto è ambasciatore di una famiglia, di un gruppo di persone, di un territorio.
Andiamo a sentire ora quali peculiarità e che tipi di vini ci presenteranno una serie di imprenditori d'eccellenza noti molto anche all'estero. Presenteremo vini che provengono da 3 tenute diverse. Incomincio dall'Ammiraglia, la presentazione proprio per la prima volta, ed è un Syrah in 100%. Da Nipozzano presentiamo Montesodi e Mormoreto, è il grande vino dell'azienda, e poi il Pomino Benefizio, che è stato il precursore di vino bianco presentato con l'annata del 1973, primo vino, forse me lo assume questo merito, di lunga vita, capace di durare a lungo. Noi presentiamo alcuni vini delle nostre aziende agricole. Abbiamo un vino bianco dall'Umbria che si chiama il Cervaro della Sala, nell'annata 2007, che è stata una buona annata. Abbiamo un 2006 Guado al Tasso, che è un vino di Bolgheri. Poi abbiamo un Chianti Classico Badia Passignano, sempre del 2006, anzi questa è l'anteprima, perché è proprio questa l'occasione in cui presentiamo questa nuova annata della nostra riserva top di Chianti Classico. Presenteremo un acciaiolo della nostra fattoria Castello d'Arbore nel Chianti Classico, è un uvaggio fra uve sangiovese e uve di Cabernet Sauvignon, è uno dei vini che è stato omaggiato dal presidente Berlusconi a tutti i premier e capi di Stato durante l'ultimo G8. È un vino che fa onore alla mia famiglia, fa onore alla mia azienda e che fa onore all'Italia. Presentiamo un Merlot nel paese del Merlot, che è il Veneto, ed è un Merlot, mi pare, del 2005, mi pare, è assolutamente particolare perché è stata un'estate con un clima particolare e quindi non ne dico più niente, lo provi domani. Con grande soddisfazione presenteremo il nostro Perlè Nero, che è un prodotto di diversi anni di invecchiamento, sono l'annata 2003, è una novità assoluta per la nostra azienda perché noi, facendo spumante alla Ferrari e quindi prodotti bianchi in metodo classico, usiamo al 100% uve Chardonnay. In questo caso abbiamo fatto una deroga, uno esperimento, e questo Perlè Nero si chiama così perché è fatto esclusivamente con Pinot Nero. È un prodotto per noi molto importante, è il terzo Cabreo, cioè l'evoluzione di una storia che nasce negli anni 80, è un Pinot Nero, quindi una sfida ancora basata sul vitigno e territorio. Un Pinot Nero che deve raccontare come il Chianti Classico può esprimersi anche con questi vitigni francofoni. Al Vino VIP però non c'è solo il vino, ma ci sono anche i distillati. Sentiamo Roberto Castagner che a nome di tutti i suoi colleghi presenti ci dice dove potrà arrivare il distillato di qualità. Lo spirito italiano è molto vivo. Io credo che oggi non dobbiamo dimenticarci che il popolo italiano in particolare è un popolo che sa vivere bene. Dobbiamo esportare il nostro modello di cultura, di alimentazione e anche di divertimento. Le grappe fanno parte di questo pacchetto di Made in Italy. Noi abbiamo il mondo da conquistare, quindi io sono molto ottimista, nel senso che la crisi che c'è e coinvolge tutti è uno stimolo per tutti noi produttori a cercare sinergie e mercati nuovi con tanta più energia di prima. Credo che l'Italia possa giocarsi finalmente un ruolo importante non solo in Italia ma a livello mondiale. Pino Cailo ormai è una pietra miliare del mondo della qualità del vino. Complimenti Pino, perché veramente l'evento sta raggiungendo, anzi ha raggiunto portate veramente incredibili. Sì, diciamo che stiamo raggiungendo il traguardo che ci eravamo prefissi. Noi vorremmo che questo fosse l'appuntamento biennale del mondo del vino di qualità non solo italiano ma europeo, in contrapposizione a quella che è Aspen negli Stati Uniti, che rappresenta tutti gli interessi del nuovo mondo che vanno dalla California all'Australia. Io passo da Pino ad Alessandro che sapete è nipote di Pino ma che ha ereditato anche il grande impegno, che ha portato avanti in maniera lodevole tutta l'organizzazione insieme a tutto il suo gruppo. Veramente Alessandro complimenti, perché ormai siamo un po' di anni che ci vediamo e di anno in anno hai sempre migliorato e non è facile.
No, siamo ringiovaniti insieme, in effetti. Il Vino VIP è una manifestazione che cresce non quanto numero di espositori, perché purtroppo e per fortuna il Rifugio Faloria non ne contiene più di 58, ma cresce come notorietà, come palcoscenico per tutto il settore, non solo per i produttori vinicoli, ma per tutti quelli che lavorano attorno al mondo del vino, per dare sempre più credibilità, sempre più successo e anche un po' di cultura e di contenuti, che è importante.